Redazione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre. Saremo insieme fino alle 13:30, poi sarà la volta del nostro spazio dedicato all'informazione salute con la nostra Alice Montagnier fino alle 14:30. Come sempre vi offriamo diversi collegamenti sul territorio, le nostre redazioni pronte a lavorare per raccontarci le notizie di punta della giornata. E una delle notizie più importanti è legata a un comunicato della CIA. Torniamo purtroppo a distanza di pochi mesi a parlare di siccità. L'annuncio shock della CIA racconta che l'acqua potabile, se la situazione rimarrà tale, ovvero senza precipitazioni per diverso tempo, l'acqua potabile sarebbe disponibile soltanto, pensate, fino a maggio. Le piogge di questi giorni non basteranno né a ricaricare le falde né ad aumentare le portate dei fiumi del Veneto, secondo il report pubblicato dalla CIA, per il quale, se dovesse perdurare questa siccità, il primario disporre di acqua per le irrigazioni sarà disponibile solo fino a maggio. Questo trend negativo sta mettendo in crisi gli appezzamenti agricoli già adesso aridi, nei quali a breve verranno seminate colture come mais, soia e bietola, oltre all'ortofrutta, ha detto il presidente CIA del Veneto Gian Michele Passarini. Mentre il grano seminato nei mesi scorsi è già in difficoltà, non siamo più tenuti a ragionare in termini di emergenza siccità, piuttosto di cronicità. La scorsa annata agraria ha contato, pensate, 1 miliardo di euro di danni in Veneto a causa della scarsità delle precipitazioni. E su questo tema vi facciamo ascoltare il servizio realizzato dalla redazione di Vicenza, che parla proprio di siccità. Le previsioni drammatiche stanno mandando in fibrillazione l'agricoltura, che sta cambiando la pianificazione delle semine e chiede la realizzazione di nuovi bacini di raccolta. Partiamo da qui. La siccità record che ha contraddistinto lo scorso anno sta per ripetersi e le conseguenze sono drammatiche. Gli agricoltori alzano la voce e lanciano l'allarme. La riduzione della semina di mais si attesterebbe già al 30% in meno. È un problema ancora più grosso dell'anno scorso. Non era mai successo. No, non era mai successo. Una siccità, un calo delle falde così non era mai successo. Penso nell'arco degli ultimi 50 anni noi non abbiamo memoria di questa cosa sicuramente, insomma. Cosa bisognerebbe che piovesse in questo momento? In che modo? Per quanto tempo? Ma bisognerebbe fare come una volta quando pioveva le settimane intere, ma dovrebbe venire anche piano e non le bombe d'acqua, che altrimenti quelle sono tutte delle acque che non restano nel territorio. E già, la prospettiva è anche peggio. Se nell'immediato non sono previste precipitazioni copiose e gentili, il rischio bombe d'acqua, che si sono ripetute numerose volte lo scorso anno, è invece un'eventualità molto probabile, che necessita di un concreto cambio di rotta per ridurre il rischio idrogeologico. Quello che si sta pensando da tanti anni, di trattenere l'acqua, di fare i famosi invasi, di utilizzare, non lo so, le ex cave, i bacini, tutto quello che può servire per trattenere l'acqua quando viene da sola dal cielo e utilizzarla nei momenti di bisogno, nei periodi estivi, insomma. Altrimenti, se un altro anno così, sicuramente avremo un'agricoltura che è in ginocchio, che sicuramente. Non a caso si parla di banche d'acqua. Sì, ma ci vorranno degli invasi che possono trattenere, non dico tutta l'acqua che viene nell'inverno, ma quasi. Per pianificare questo è necessario e non più rimandabile tornare ai tavoli con tutti gli enti preposti, dalla Regione in primis, fino ai consorzi di bonifica, e procedere. Sono già stati fatti passi concreti? Ma passi concreti penso veramente pochi, anche perché sono delle cose a livello di infrastrutture che ci vogliono anni di progettazione. I tavoli sono già stati fatti e il problema è che, ripeto, sono cose che purtroppo hanno una programmazione pluriennale. Intervento dei Vigili del Fuoco, intervento salvavita. Siamo a Villa Bartolomea in via Arzaron nel Veronese. Intorno alla mezzanotte l'allarme alla sala operativa segnalava del fumo che fuoriusciva da una villetta. Giunti sul posto da Legnago con un'autopompa e da Verona con un'autobotte e un'autoscala, i Vigili del Fuoco sono entrati nell'abitazione di una donna portandola in salvo. Lei, residente, aveva trovato riparo dalle fiamme all'interno del bagno. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari presenti sul posto con l'ambulanza.
Successivamente poi si è proceduto ad estinguere il rogo che aveva interessato alcuni locali dell'immobile e mettere in sicurezza l'intero stabile. A causa dei danni provocati dall'incendio si è reso necessario dichiarare l'immobile inagibile. Pensate, le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 4 e le indagini dei vigili del fuoco sono ancora in corso per poterne accertare le cause. Una donna, dunque, lo ricordiamo, residente a Villa Bartolomea, è stata tratta in salvo dai pompieri mentre si era rifugiata nel bagno della sua abitazione che stava andando a fuoco. Il video, lo vedete marchiato, è dei vigili del fuoco. La cronaca ci porta ora con le immagini invece a Treviso. È la mezzanotte di ieri all'incrocio tra Via della Repubblica, Viale Monfenere e Via Santa Buonanuova, quindi siamo alle porte del centro, a causa di un sinistro stradale che si è verificato tra 2 auto e un'ambulanza del SUEM 118 senza paziente a bordo. Ferito lievemente il conducente di una delle 2 auto che ha 19 anni. Rilievi planimetrici effettuati dalla stazione dei Carabinieri di Roncade, dal nucleo radiomobile della compagnia di Treviso. L'incidente dunque tra 2 auto e una ambulanza che non aveva un paziente a bordo. La cronaca ora ci porta a parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi apriremo un'ampia pagina dedicata anche a questo, ovviamente con tutti i numeri. Avremo degli ospiti in studio, dallo Spisa alla Confapi ai sindacati, per cercare di capire un po' di più e amplificare, approfondire la narrazione legata agli incidenti sui luoghi di lavoro. Ma adesso andiamo a vedere il servizio che ci porta ancora una volta nel Vicentino, perché ci sono stati dei controlli da parte di Carabinieri e Spisa all'interno di un'azienda avicola e sono state comminate anche delle multe. Vediamo. Aziende agricole del Basso Vicentino al setaccio nell'ambito dei controlli dei Carabinieri di Noventa Vicentine e del Nucleo Ispettorato del Lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che hanno portato a sanzioni per oltre 8.000 euro nei confronti di un'azienda di produzione avicola e all'adozione di provvedimenti sospensivi dell'attività imprenditoriale per violazione della normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, con la denuncia del titolare della società. Per violazione di alcune norme della stessa normativa è stata invece sanzionata un'impresa agricola di ristorazione con somministrazione di polli da carne per un importo superiore ai 200 euro. Tra poco parleremo di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma mi dicono che si è collegato per noi da Mestre il nostro Nicola Marcato. Si continua purtroppo nel veneziano a parlare di sicurezza, l'ennesima spaccata a Mestre. Eccoti, ti vediamo Nicola, buongiorno. Allora raccontaci che cosa è successo, buongiorno. Buongiorno a te Anna, buongiorno ai telespettatori. Sì, cresce l'allarme qui a Mestre, in pieno centro storico. Ci troviamo in via Brenta Vecchia, dove questa volta hanno tentato di entrare in questo negozio di estetica, proprio a 2 passi dall'M9, il museo di Mestre, famoso per tante persone. Ecco, qui i malfattori non sono riusciti ad entrare, ma sono stati ripresi dalle telecamere del negozio. Diversamente invece è andata in un negozio di tattoo in via Calle del Sale, dove sono riusciti a forzare la porta e a rubare il fondo cassa assieme ad un telefono. Siamo riusciti, abbiamo chiesto anche alla titolare qui del negozio, Deborah Lucatello, che con la socia Diane Trabuio gestisce questo centro di estetica. Abbiamo chiesto di parlare con lei proprio di questa situazione, perché devi capire, Anna, che in questo negozio hanno già subito un furto in passato ed erano riusciti a portare via del materiale molto costoso per parecchie migliaia di euro. Ecco, Deborah, qual è la situazione qui? Allora, la situazione qui è tragica perché non ci sentiamo protetti, nel senso che allora, a noi è successo purtroppo già, come diceva lei, la seconda volta il grandissimo disagio, quindi hanno cercato di entrare, per fortuna non sono entrati, mentre a settembre purtroppo ci hanno fatto dei grossi danni all'incirca sui 4.000 euro, sono entrati, ci hanno portato via un po' di tutto. E qui la situazione è, non ci sentiamo ovviamente tutelati,
da nessuno, cioè nel senso ci sentiamo veramente da soli e qua pian piano tutti andranno a chiudere. Questo perché? Perché dei danni del genere hanno un costo e quindi bisogna avere dei soldi ovviamente per investirli ancora. Abbiamo paura perché dobbiamo chiudersi dentro, qui spacciano in tutti gli orari, quindi non si fanno proprio problemi, se la passano così tranquillamente e nessuno dice niente. Chiedete più controlli, più sicurezza? Più sicurezza, assolutamente, più controlli, perché se andiamo avanti così dobbiamo chiudere, tutto qua. E adesso i vicini qua sono dei cinesi, loro all'incirca, mi sa sia stato settimana scorsa, sono entrati, mi sa che sono entrati 8 volte a dir poco e hanno portato via di tutto. L'altra volta qui da voi hanno portato via materiale molto costoso per l'ammontare di quante migliaia di euro? No, ma lì siamo, allora di tutto siamo all'incirca dei 4.000-6.000 euro, abbiamo avuto dei danni, quindi per un negozio così è comunque importante, ecco. E quindi chiediamo assolutamente aiuto, ma veramente aiuto, perché così non si può andare avanti, assolutamente. Ecco, amarezza e disagio lo esprimono tanti commercianti, li lasciamo lavorare, tanto che domani è previsto un corteo di protesta proprio in pieno centro a Mestre alle 18:30, sono migliaia i partecipanti previsti, 75 associazioni. Ecco, chiedono più sicurezza e più controlli. E questo è tutto da Mestre, a voi la linea. Grazie Nicola, grazie al nostro Nicola Marcato, ve l'abbiamo raccontato purtroppo diverse volte da Mestre, la sicurezza diventa un problema, ricorderete la scorsa settimana il furto alla pasticceria, i ladri poi portarono via soltanto un pacco di galani, ma ovviamente i danni ammontavano a almeno 2.000 euro per quanto riguarda la vetrina, la porta che era stata scassinata. Rimaniamo nel veneziano. Questa volta siamo a Dolo, violenza, furti e risse, i carabinieri hanno sgominato una baby gang che stava seminando terrore nella zona. Restiamo dunque nel veneziano, vediamo il servizio. Dopo mesi di indagini mirate e segnalazioni frequenti da parte dei residenti, i carabinieri di Dolo hanno denunciato 10 minorenni alla procura di Venezia. Violenza privata, furto, rissa, lesioni personali, danneggiamenti, ricettazione e disturbo della quiete pubblica. Sono i reati di cui si sarebbe resa responsabile la baby gang formata da ragazzini tra i 14 e i 19 anni che avrebbero agito tra aprile e novembre 2022. Un furto in un supermercato, danneggiamento di un'auto, furto di oggettistica vari al Luna Park della Sagra Paesana, oltre 3 ciclomotori parcheggiati nei pressi delle scuole. Anche molti istituti scolastici sono stati presi di mira dalla baby gang che, oltre a essersi resa protagonista di risse, ha provocato danneggiamenti sia nelle aree esterne sia in quelle interne, prendendo di mira le tastiere dei computer o le macchinette del caffè. Ancora, la notte di Halloween avrebbero rubato materassi da un deposito rifiuti dell'ospedale con l'obiettivo di crearsi una specie di bivacco. Ragazzi conosciuti che lo stesso sindaco ha più volte cercato di far desistere. Abbiamo messo in campo tutte le forze possibili, dai servizi sociali alle associazioni sportive, ma di fondo c'è una incapacità di porsi di questi ragazzi in dialogo con l'autorità, che in parte un po' anche si rifiuta, ma nel momento in cui, come ho fatto all'inizio, li ho portati addirittura nella sala del Consiglio Comunale per far capire che si deve entrare dentro e ciascuno deve fare la propria parte, a cominciare anche da chi è alle scuole medie piuttosto che superiori. Siamo quindi ad un giro di boa pesante, mi rendo conto, ma che deve spronarci tutti a riposizionarci anche in un ruolo collettivo, comunitario, formativo, dove anche non aver più paura di dire guarda che questo non lo puoi fare per questi motivi, sappi che se sbagli paghi. Allora di questi temi torneremo ad occuparci, adesso però vi abbiamo raccontato, no, il tema legato alla siccità, alla grande emergenza di cui torniamo a parlare a distanza di pochi mesi peraltro, e lo facciamo questa volta collegandoci con il nostro Francesco Rattai da Padova. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Eccoci. Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, torniamo a parlare di siccità. Dove siamo? Siamo a Maserà, in provincia di Padova. Siamo in compagnia di Cristiana Scarabello, che è un'imprenditrice agricola, che proprio a Maserà ha i suoi campi che potete vedere grazie al collega Federico Cibotto. Questa è la situazione, è la sabbia. Polvere, c'è un leggero strato di umidità che bagna un po' i campi, ma se noi andiamo a prendere, questo è un cipollotto, viene via molto facilmente e vedete le radici come sono. Sono completamente asciutte e qui dovrebbe esserci solamente fango, in realtà c'è polvere alla fine, cioè vengono pulite proprio con niente. E questa è una situazione molto grave perché comunque ha fatto sì che il prodotto non si è maturato come doveva maturarsi e ha sofferto molto, infatti vediamo le foglie tutte ingiallite. Lo vediamo benissimo anche dalle colture del campo, ci sono molte foglie gialle, i cipollotti, anche qua abbiamo dei porri che hanno molte foglie secche. La situazione è preoccupante anche per il futuro. Certo, soprattutto per il futuro, perché adesso queste sono cose già maturate, diciamo, però mi viene da pensare che tra 10 giorni noi iniziamo con i trapianti primaverili e questo sarà un grosso problema perché il terreno è molto arido, cioè praticamente è polvere. Noi dobbiamo mettere la piantina dove il terreno dovrebbe essere umido. In realtà l'umidità superficiale che vediamo non può bastare per far crescere, per far iniziare il suo percorso della piantina e speriamo nelle piogge, ma mi sa che non sarà così, insomma, perché ce ne vorrebbe molta di acqua per far sì che il terreno sia coltivabile, insomma, ecco. Voi da dove prendete l'acqua? Avete un vostro pozzo? Vi arriva tramite consorzi? Sì, ce l'abbiamo tramite il consorzio di bonifica, ce l'abbiamo qui la pozza dove è storica. Sì, noi l'anno scorso abbiamo avuto grosse difficoltà. Mi viene da pensare che a maggio ne avremo il doppio di quelle dell'anno scorso perché sicuramente verrà razionata, il che speriamo nei consorzi di bonifica che possano provvedere alle pulizie almeno dei canali principali, insomma, perché così almeno l'acqua scorre un po' meglio. Quali sono le colture che sono più a rischio in questo momento e per la stagione che sta per arrivare? Beh, sicuramente tutte le cose primaverili. Adesso noi abbiamo messo giù i piselli, abbiamo seminato i piselli ormai da 10 giorni e dovrebbero essere, cioè, o perlomeno si dovrebbe vedere che inizia un po' a maturare, cioè a crescere, ma questo non succede, insomma, ecco, non c'è. Poi io ho del terreno anche a Cartura e dove ho i carciofi e i carciofi stanno soffrendo. Spero negli asparagi che riescano in qualche maniera, perché adesso prossimamente tra una settimana, 10 giorni noi inizieremo con la raccolta degli asparagi, ma se dalle radici non c'è acqua purtroppo il frutto andrà a soffrire. E inevitabilmente se c'è minor resa il prezzo aumenta per la legge del mercato. Purtroppo sì, perché se c'è meno prodotto, meno resa e il prodotto va a scarseggiare, la legge del mercato è chiaro che dopo alla fine cercheremo di fare del nostro meglio, però già le spese sono tante perché alla fine vediamo che le materie prime sono aumentate e si cerca di fare del nostro meglio, insomma, ecco. Quindi un problema per gli agricoltori che inevitabilmente finirà a pesare anche sulle tasche di tutti i consumatori, perché questi sono i prodotti che noi troviamo nei nostri mercati e nei nostri supermercati. Anna, ti restituisco la linea da Maserà.
Grazie al nostro Francesco Rattai con Federico Cibotto, buon lavoro e grazie per questa testimonianza, no? Anche vedere la situazione in cui versa il terreno e sentir parlare un agricoltore ci racconta, ci dà un po' il termometro della reale situazione che stiamo vivendo. Dobbiamo andare in pubblicità, darei la linea alla regia, pochi secondi di pubblicità, poi torneremo a parleremo di politica con la nostra Daniela Sizia e di politica continueremo a parlare perché siamo in attesa di collegarci con il senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Vi ricordo che domenica si vota per le primarie del Partito Democratico, quindi diciamo siamo al rush finale, parleremo anche di questo. A tra poco. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora ben ritrovati, siamo partiti parlando di siccità, parleremo anche di sicurezza sul lavoro e di politica, ma continuiamo con la cronaca perché c'è stato un vertice in procura a Rovigo ieri per fare il punto sull'indagine dell'aggressione con l'acido avvenuta a Sant'Elena. Andiamo a vedere. È stata disposta la vigilanza dinamica davanti all'abitazione della 52enne di Sant'Elena, aggredita una settimana fa con l'acido. L'ex marito indagato è a piede libero in attesa di sviluppi sul caso. Dopo la riunione in procura a Rovigo nelle scorse ore, il magistrato ha disposto il passaggio di un'auto dei carabinieri all'esterno del condominio dove vive la donna ferita e dove è avvenuta l'aggressione. L'ex marito Stefano Pellegrini, principale sospettato, è a casa e ribadisce di essere innocente, ma il rapporto con l'ex moglie era diventato conflittuale da tempo. La donna lo ha denunciato anche per stalking. Si sentiva minacciata dai suoi messaggi e quando usciva, se si sentiva in pericolo, chiamava sempre l'attuale compagno, proprio come ha fatto la sera dell'aggressione. Le sue urla hanno così permesso l'immediato arrivo delle forze dell'ordine. Intanto in questi giorni si attendono gli esiti dei tamponi analizzati dai carabinieri del RIS di Parma, che stanno cercando di individuare la sostanza corrosiva usata per l'agguato e se ve ne siano tracce nell'auto di Pellegrini. Torniamo al caso di Matteo Toffanin, ucciso a 30 anni per uno scambio di persona, ascoltato in procura, il vero bersaglio del killer. I due nuovi indagati sono due ex affiliati della Mala del Brenta. Vediamo. È stato ascoltato per ore in procura come test Marino Bonaldo, il 70enne pregiudicato padovano, reale obiettivo dell'agguato mortale avvenuto il 3 maggio del 1992 a Padova e costato la vita al 23enne Matteo Toffanin, la cui unica colpa era quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato e con la macchina identica a quella del Bonaldo. La procura, dopo alcuni elementi comparsi casualmente durante un'indagine della squadra mobile di Padova, ha riaperto il caso indagando due persone. I due presunti killer che crivellarono la macchina di Toffanin a colpi di lupara sono due padovani ex affiliati della Mala del Brenta, come lo era all'epoca dei fatti Marino Bonaldo. Il 70enne ieri davanti al pubblico ministero ha confermato di conoscere i due indagati, ma si è detto convinto di non essere lui l'obiettivo dei killer. Secondo le indagini, nel maggio del 1992 Marino Bonaldo sarebbe stato coinvolto in un giro di droga non pagata e per questo gli uomini di Magniero avrebbero voluto eliminarlo. L'agguato in via Tassoni alla Guizza, dove Bonaldo viveva nel condominio proprio davanti a quello della fidanzata di Toffanin. La coppia di giovani stava rientrando da una giornata al mare. Matteo quel giorno guidava l'auto dello zio che, come aveva ricordato 6 anni fa ai nostri microfoni Cristina, la sua fidanzata ferita nella sparatoria, era identica a quella del Bonaldo. Purtroppo moltissime coincidenze, il fatto che questo malavitoso abitasse di fronte a casa mia in via Tassoni, che avesse la stessa macchina, lo stesso colore, modello e una parte della targa molto simili alla nostra. Sono 31 anni che Cristina Marcadella, la fidanzata dell'epoca di Matteo Toffanin, e la famiglia del ragazzo aspettano che giustizia sia fatta. Ora una nuova speranza che ha permesso di riaprire il procedimento che nel 1993 era stato archiviato a carico di ignoti. I due indagati sembra fossero prima amici e sodali con Marino Bonaldo e poi per affari poco chiari ci sarebbero stati degli attriti. Nel febbraio del 1992 il negozio di Bonaldo in via Savonarola venne crivellato a colpi di pistola. Le sue dichiarazioni ora permetteranno di aggiungere tasselli all'indagine. Torniamo dell'incidente mortale sulla strada del Santo, la morte di Giordano San Giacinti lungo la regionale 308. I due funzionari di Veneto Strade che sono indagati per la sua morte hanno chiesto al giudice l'incidente probatorio.
Potrebbe essere l'incidente probatorio chiesto dal legale dei 2 funzionari di Veneto Strada indagati per la morte di Giordano Sanginiti a fare chiarezza su quanto accaduto nel pomeriggio del 4 febbraio tra i comuni di Cadoneghe e Campodarsego. In tribunale a Padova per ora è stato congelato l'affidamento di una consulenza tecnica da parte del PM in attesa delle decisioni del GIP su un eventuale incidente probatorio, un accertamento tecnico non ripetibile che dovrebbe essere eseguito al più presto e con lo stato del luogo inalterato. Lungo la strada regionale, con l'asfalto in pessime condizioni in quel tratto, il cartello di buche pericolose sarebbe comparso solo nei giorni successivi al tragico incidente. Dalla famiglia di Giordano Sanginiti la richiesta di fare piena luce nel tempo più breve possibile. Continuiamo a rimanere nel Padovano, abbiamo un'altra notizia di cronaca. Acquistava droga nel dark web e la pagava, pensate, con i bitcoin. Il 19enne denunciato dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Non è sfuggita agli agenti della polizia locale della Federazione l'attività di un 19enne dell'Alta Padovana che aveva organizzato un fiorente spaccio di hashish e marijuana rivenduta nella zona, un pusher tecnologico il giovane. La droga era infatti acquistata tramite il dark web, dove all'interno di appositi dark market è possibile comprare qualsiasi tipo di merce pagandola poi con bitcoin. Per entrare nel web il giovane si avvaleva di Tor, un sistema che rende anonima e irrintracciabile la connessione. La droga veniva poi consegnata in pacchi con destinatari fittizi. Dopo mesi di indagine, per il 19enne è scattata la denuncia. Nel Trevigiano ora sono agli arresti domiciliari 2 ragazzi maggiorenni che sabato scorso insieme ad un minorenne hanno sequestrato, picchiato e rapinato un 50enne adescato sul web. Pare che ad adescarlo fosse proprio il minorenne, il ragazzino di soli 15 anni. Il capo della Procura di Treviso, Marco Martani, ha dichiarato un fatto di un grandissimo allarme sociale. Lo ascoltiamo. Incontri sessuali. Per giorni hanno chattato fino a sabato scorso, quando gli ha dato appuntamento a Vedelago. È stato proprio il 15enne che ha parlato con la vittima, la quale sembra ignorasse l'età del giovane. Un piano architettato nei minimi dettagli. L'impiegato ha parcheggiato poco distante al casolare, poi quando è entrato è scattata la trappola. Dentro ad attenderlo c'erano i 2 maggiorenni che lo hanno stordito con il taser, picchiato a sangue e legato mani e piedi con il nastro adesivo sulla bocca. È veramente molto triste e preoccupante vedere come ragazzi così giovani, che non vengono da un ambiente delinquenziale ma sono ragazzi comuni del territorio di Treviso, abbiano potuto escogitare un piano criminoso così sconvolgente, così preoccupante e pericoloso. In queste ore gli inquirenti stanno ricostruendo il piano criminale e stanno indagando per verificare se questa non fosse la loro prima vittima. Non abbiamo motivi né per escluderlo, neanche per confermare che ci siano precedenti casi. Indubbiamente la pubblicità che ha avuto questo episodio potrebbe indurre eventuali vittime di precedenti episodi, se ci sono stati, a venire allo scoperto e denunciarli. Certo è che i 3 aguzzini facevano leva sulla vergogna delle vittime e quindi sulla loro omertà. Sotto sequestro anche i telefoni dei 3 ragazzi che potrebbero fornire elementi importanti proprio su questo aspetto. Tutti e 3 rispondono di sequestro di persona e rapina aggravata. La responsabilità è di tutti, perché per il principio del concorso nel reato che c'è nel nostro ordinamento, quando più persone collaborano, sia pure con ruoli diversi, a compiere un reato, rispondono tutti quanti del fatto intero. Fra i 3, 19, 20 e 15 anni, sarebbe proprio il minorenne la mente della banda. Durante il blitz i carabinieri hanno prima fermato il 19enne che in bici stava andando a prelevare i soldi dal bancomat dopo aver estorto con violenza il codice PIN alla vittima. Poi hanno fatto irruzione nel casolare, dove gli altri 2 tenevano sotto controllo l'impiegato legato e disteso a terra. A segnalare che cadeva qualcosa di anomalo nel casolare alcuni cittadini. Immediato l'intervento dei militari dell'Arma. È stato veramente importantissimo sì il controllo sociale del territorio, perché chi ha segnalato la situazione sospetta ai carabinieri è sicuramente un cittadino meritevole, e poi anche i carabinieri che hanno saputo intervenire con tempestività e professionalità e stroncare questo episodio praticamente prima che potesse arrivare a conseguenze peggiori, liberando la vittima. Ieri mattina interrogatorio di garanzia dei 2 ragazzi maggiorenni che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sempre il servizio di Daniela Sizia.
Sono tornati a casa nel pomeriggio agli arresti domiciliari, così ha deciso il GIP per i 2 maggiorenni. Si tratta di giovani incensurati, tutti residenti nella Castellana, il 19enne, il 20enne e il minorenne. Il più grande, difeso dall'avvocato Elisa Berton, è forse della banda la parte più debole. Una situazione per quanto riguarda il mio assistito estremamente complessa, ha grosse problematiche fisiche, visibili peraltro ictuoculi, e ahimè anche disturbo della personalità che è stato diagnosticato la prima volta ancora in età scolare, e su questo naturalmente la difesa farà i doverosi accertamenti. Il 20enne era sottoposto ad una cura farmacologica, spiega il suo legale, prescritta da uno psichiatra. Non aveva mai dato adito ad agiti passati di natura violenta, assolutamente. È una situazione molto complessa, i cui contorni si delineeranno naturalmente più avanti anche all'esito delle indagini. Non sarebbe nelle condizioni di rendersi conto di quanto è successo, spiega ancora l'avvocato Berton, da accertare anche se il giovane avesse assunto o meno i farmaci prescritti. Famiglia normale per tutti e 3 i giovani, ragazzi insospettabili, ma con in mente un piano diabolico. Le indagini sono in corso, molti ancora gli aspetti da chiarire di quello che sempre più assume contorni davvero sconvolgenti. Allora, questa è la cronaca, insomma, che ci restituisce quello che sta accadendo sul nostro territorio in questi giorni. Avete visto, sono tanti i fatti di cronaca che vi stiamo raccontando. Apriamo per un attimo la pagina politica. Siamo riusciti a collegarci con il senatore Andrea Martella. Buongiorno, in collegamento da remoto. Buongiorno, capogruppo segretario del Partito Democratico in Veneto. Buongiorno Andrea Martella, grazie. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, si sta discutendo del decreto sui flussi migratori in questo momento, quindi insomma so che lei non potrà restare con noi per troppo tempo. Intanto le chiedo così sommariamente a che punto siamo, quali sono un po' i punti salienti di questo decreto. Ma è un decreto che noi abbiamo definito incostituzionale, che non si limita a combattere, come sarebbe giusto, l'immigrazione clandestina, che non agisce sui flussi migratori, che non attiva una cooperazione internazionale ed europea per la gestione dell'immigrazione, ma che sostanzialmente se la prende con gli immigrati e con le organizzazioni non governative tipo Medici Senza Frontiere, tipo Emergency, che si occupano di salvare le persone che partono con barche e barchini e che vengono verso le nostre coste. Quindi è un decreto che ha qualcosa diciamo di incivile e soprattutto che non rispetta un principio fondamentale, che in mare bisogna salvare le persone, è un principio di umanità, ed è per questo che noi l'abbiamo contestato, come era avvenuto anche nei giorni scorsi alla Camera, e tra poco lo si sta per votare, tra circa 20 minuti verrà posto in votazione. Non si riesce ad andare oltre, no? Questa narrazione, diciamo, del centrodestra che si sta focalizzando, voglio dire, su questi temi quando si parla di flussi migratori, no? Quindi puntando molto il dito contro le ONG perché sono mesi, no? Anche quando Meloni era all'opposizione, voglio dire, è stata molto chiara su questo, no? Le sembra unito il centrodestra perché ci sono state defezioni anche all'interno dell'alleanza sui flussi migratori? Ma io direi che ho detto anche ieri parlando in aula al Senato a proposito di un altro provvedimento, mi pare che le 2 parole che segnino il governo siano improvvisazione e approssimazione, e forse ha ragione lei anche con una certa dose di conflittualità all'interno della maggioranza, e lo si è visto in questi mesi. Una serie di provvedimenti con un profilo identitario, ideologico, e quindi contro le organizzazioni non governative, sugli immigrati, i no-rape, le intercettazioni telefoniche, i Novax, e poi una serie di cose sulle quali hanno dovuto fare retromarcia. Basta pensare al contante, al POS, all'accise sui carburanti e in questi giorni il super bonus. E quindi mi pare di sì che per non fare i conti con la realtà, che è molto più difficile di fare campagna elettorale,
governo tende a distogliere l'attenzione dei cittadini introducendo temi come questi che non sono né urgenti né necessari. Senta, segretario, il Partito Democratico promette battaglia e lo farà anche con l'elezione del nuovo segretario, no? Siamo al rush finale, domenica si vota le primarie del Partito Democratico, pare insomma che sia in testa Bonaccini, non di poco devo dire, su Schlein. Che cosa chiede il Partito Democratico al nuovo segretario fondamentalmente in questa fase così delicata? Intanto davvero la ringrazio per questa domanda, che in Veneto abbiamo organizzato circa 400 seggi in tutti i principali comuni e in le varie realtà, e sarà possibile anche votare per chi ha degli impedimenti online o dall'estero, e quindi noi ci auguriamo che questa delle primarie di domenica sia per noi un grande momento di partecipazione, perché, rispondendo alla sua domanda, abbiamo bisogno di dare vita ad un nuovo Partito Democratico con una leadership forte che sappia fare il lavoro di opposizione come stiamo facendo in questo periodo e che sappia proporsi come alternativa presto a questo governo della destra, con anche il lavoro che stiamo facendo in Veneto, che come voi sapete tenta di entrare nel merito di tante questioni che riguardano i veneti, dalla sanità all'autonomia, al lavoro, alla sostenibilità ambientale, che sempre più dobbiamo declinare sulla base di quelle che sono anche le istanze che provengono dalla nostra regione. Quindi ci aspettiamo di questo: partecipazione, una nuova fase che si apra, un gruppo dirigente nuovo che sappia entrare in sintonia con la società italiana e, per quanto ci riguarda, per continuare a rafforzare il nostro profilo in Veneto. Senta, lei che è sempre stato insomma un po' uno dei punti fissi, no, del Partito Democratico, e ci racconta qualche retroscena di questa battaglia, se così la si può chiamare, Schlein-Bonaccini, cioè che cosa si vocifera, no? Dietro le quinte. Non sono candidati divisivi, ma insomma la competizione è arrivata ad avere toni anche accesi. Sì, devo dire toni accesi di un confronto sempre molto serio e basato sulla comune appartenenza a questo Partito Democratico che tutti quanti insieme vogliamo rigenerare. Io sento domande diverse anche a cui ho partecipato. C'è una voglia di un Partito Democratico robusto, forte, presente sul territorio, e al contempo c'è una voglia di rinnovamento, una necessità di far entrare nuove energie, nuove forze. Ecco, i due candidati rispondono sicuramente a questa necessità, e per cui io mi auguro che a queste due necessità, e mi auguro che chiunque vinca saprà coinvolgere al meglio, come hanno già detto, l'altro o l'altra, e lavorare assieme, perché è questo di cui abbiamo bisogno. Devo dire, tutti questi retroscena di cui spesso si parla, insomma, non vanno al di là di un confronto molto, molto serio. E la richiesta più forte che viene dalla nostra base è quella che, finito il congresso, bisogna essere uniti, e che, finito il congresso, bisogna continuare a lavorare con forza con la serietà che è necessaria per recuperare il consenso nella società. Senta, lei ha recentemente diffuso una nota legata alla situazione di Scorzè del Lazzo Nobel, che è ovviamente a rischio chiusura, e ha posto un quesito al Ministro delle Imprese e al Made in Italy. Le sembra che il governo stia facendo troppo poco per Lazzo Nobel? Ma guardi, io ho presentato questo atto il sindacato ispettivo, devo dire che il governo ieri mattina mi ha già risposto. È un tema molto
significativo per Scorzè, per la realtà della città metropolitana di Venezia. C'è stato un consiglio comunale aperto con i lavoratori, i sindacati, i sindaci della zona al quale io ho partecipato nei giorni scorsi, e il governo ieri si è reso disponibile a farsi parte attiva, e quindi io considero giusta questa posizione, a farsi parte attiva per risolvere il problema. Come lo si risolve questo problema? In un modo molto, molto semplice. Bisogna lavorare perché il sito produttivo possa rimanere a Scorzè, anche individuando altre azioni, altre proprietà, altre imprese che possano subentrare dopo la ricerca fatta da un advisor, e bisogna lavorare soprattutto per dare un futuro occupazionale a 53 dipendenti di quella realtà che si trovano a vivere una situazione di incertezza. Io mi sono occupato di varie cose anche nei giorni scorsi della questione relativa alla Safilo di Longarone, dove con numeri ancora più grandi c'è un problema del genere, e quindi sì, mi auguro che il governo faccia molto di più dal punto di vista delle politiche industriali, perché si fanno annunci, si parla di impresa, ma in realtà dal punto di vista delle scelte vere che riguardano il futuro industriale del nostro paese per il momento non si è fatto assolutamente nulla. Politiche, e non posso non tornare con lei, visto che insomma approfitto della sua presenza ancora per pochi minuti. Vorrei tornare sull'anniversario della guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina è scoppiata il 24 febbraio, un anno di guerra, un anno in cui ancora non si intravede uno spiraglio di pace. Abbiamo visto le dichiarazioni di Biden, ma abbiamo visto anche la visita di Meloni, che si dice assolutamente convinta nel dare appoggio a questo paese, nonostante insomma, abbiamo visto anche le dichiarazioni di Berlusconi, poi siano state piuttosto dubbie in questo senso. Segretario, è lucida e chiara la posizione del governo nei confronti dell'Ucraina, secondo lei? Ma la Premier Meloni si sforza di avere una posizione atlantista, europeista, però non c'è dubbio che le posizioni espresse da Berlusconi recentemente, altre volte da Salvini, rendono il nostro paese meno credibile rispetto ad altri paesi europei, e non è un caso che sul treno che andava a Kiev qualche mese fa c'era Draghi con Scholz e Macron, e invece nel recente incontro non c'era la Meloni insieme a Macron e Scholz. Poi certo è andata a Kiev, però scontando problemi di politica estera che derivano da quanto ha detto Berlusconi. In quanto alla guerra, io penso che purtroppo lo scenario che abbiamo di fronte non può che aumentare la nostra preoccupazione. Il discorso di Putin l'altro giorno, le minacce fatte alla Moldavia e gli stessi attacchi degli hacker russi. Insomma, non avremmo immaginato di vivere una situazione così difficile. E credo che bisogna continuare a sostenere l'Ucraina affinché possa resistere, e contemporaneamente si tratti di lavorare sempre con più forza per arrivare a un cessate il fuoco da parte della Russia, condizione necessaria per costruire una pace giusta di cui c'è assolutamente bisogno. Assolutamente. Niente, segretario, l'ultima battuta, tornerei sulle primarie. Abbiamo visto un po' che il grande male, no, di questo paese, ce l'hanno detto i dati delle regionali di Lazio e Lombardia, è stato l'assenteismo e l'astensionismo. Che cosa, se vuole lanciare un appello anche alla partecipazione politica, forse questo è il momento di farlo. Sì, non c'è dubbio che noi viviamo da tempo una crisi della nostra democrazia che si dimostra anche con un'affluenza e una partecipazione alle elezioni sempre più ridotta, e quindi le nostre primarie hanno un significato anche per questo.
ci si rivolge ai cittadini, si parla a loro si chiede di eleggere il segretario del Partito Democratico e naturalmente questo è fondamentale per far sentire i cittadini protagonisti delle scelte che farà il Partito Democratico. Ora non si possono paragonare le elezioni primarie per il livello di partecipazione alle elezioni nazionali o politiche, però io sono certo che più alto sarà la partecipazione e più forte sarà il Partito Democratico. Per cui a chi ci ascolta rivolgo davvero, ringraziando lei e le vostre emittenti, un appello. Sì, venite a partecipare. Siamo l'unico partito che è in grado di fare una cosa di questo genere, che non si riunisce solo inconciliabili, ma si chiede ai cittadini di poter dire la propria. Venite a farlo, può essere molto utile e facendolo sarete protagonisti della vita di un partito come il Partito Democratico, che è comunque il principale partito dell'opposizione. Grazie, la lasciamo tornare alla discussione sul decreto flussi. Grazie segretario per essere stato con noi, ovviamente buon lavoro, arrivederci. Grazie, a presto, buon lavoro. Arrivederci. Andrea Martella, segretario del Partito Democratico. Abbiamo ancora una notizia da darvi di cronaca, ci porta a Gagliarine, siamo nella Marca trevigiana, provincia di Treviso, l'ennesima spaccata, questa volta in ferramenta. I carabinieri sono riusciti a recuperare l'intera refurtiva. Facciamo il punto con il servizio della redazione di Treviso. Vedi tutti i tuoi sacrifici così lasciati in balia di questi 4 scalmanati che compiono questi gesti rompendo vetrate, porte. Il sindaco di Gagliarine, Diego Zanchetta, rivolge un pensiero a Eugenio Bazzo e alla sua famiglia, i titolari del negozio La Ferramenta di Via Vizza, preso di mira nella notte da una banda di individui con il passamontagna calato in volto, che prima ha mandato in frantumi la vetrata, poi ha arraffato attrezzi e batterie per un valore di 50.000 euro. Messi in fuga dall'allarme, hanno lasciato dietro di sé danni ingenti. Rammarico, assieme a impotenza, per pensare che i nostri territori sono in mano a queste organizzazioni, perché altro non riesco a pensare, non è una ragazzata che irrompono così nella tua attività, nella tua vita, nella tua sfera, nella tua abitazione. Quando succede nelle abitazioni lascia un segno che il tempo veramente difficilmente riesce a togliere. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Codognè e Fontanelle e del nucleo radiomobile, che dopo una veloce ricognizione hanno rinvenuto in un campo vicino al negozio l'intera refurtiva che i ladri avevano nascosto lì pensando di recuperarla in un secondo momento. Ora le telecamere di sorveglianza dell'area prossima all'attività commerciale sono al vaglio degli investigatori nel tentativo di risalire all'identità dei malviventi. Quella dei Bazzo sarebbe peraltro la terza ferramenta della zona colpita nell'ultimo periodo. Ci spostiamo ora nella Val Brenta perché è stata ritrovata una nuova bomba della Prima Guerra Mondiale. Dunque la Val Brenta con il comune di Cismon del Grappa andrà nuovamente verso un bomba day, come già era accaduto e già vi avevamo raccontato in diretta con i nostri giornalisti. Andiamo subito dalla nostra Monica Smiderle, che è con il sindaco Luca Ferrazzoli. Monica, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono con il sindaco di Val Brenta Luca Ferrazzoli a Cismon del Grappa in via Roma. Durante i lavori di scavo per la posa della condotta fognaria è stato ritrovato un ordigno bellico inesploso. Sindaco, si tratta di una granata da 305 mm della Prima Guerra Mondiale. Sì, purtroppo sì, perché è la seconda volta, insomma, come è un po' noto a tutti. La precedente situazione era collegata a una bomba della seconda guerra mondiale, però anche questa ha un quantitativo di tritolo importante, quindi si stanno facendo le valutazioni del caso. Gli artificieri si sono presi 2 giorni perché, da quanto ho capito, non essendo ovviamente un tecnico, appunto, tenendo conto della quantità di esplosivo presente, ci sono delle normative da seguire, quindi l'intervento dipende un po' da queste cose. Ovviamente per noi è un ulteriore, diciamo, problema
perché quei lavori sono gli stessi, diciamo, che hanno dato luogo al primo rinvenimento e stanno ponendo, diciamo, l'abitato di Cismon in una situazione di difficoltà, quindi si aggiunge difficoltà alla difficoltà, però insomma siamo anche fiduciosi che questa volta magari l'intervento possa essere meno impattante per la comunità. Ricordiamo infatti che a maggio dell'anno scorso era stata rinvenuta una bomba da 1000 libbre della seconda guerra mondiale in via Porteghetti, a circa 1 chilometro di distanza dal punto in cui è stato ritrovato l'ordigno bellico giusto l'altro giorno. Sì, e questo, come ben dice lei, poi ha comportato una serie di interventi che hanno, diciamo, costretto anche i residenti ad allontanarsi per un giorno, creare tutto un sistema di protezione, un cordone di protezione, e quindi diciamo che quello è che si auspica di evitare questo, magari anche con la possibilità che l'intervento d'altro canto consenta anche ai lavori di ETRA di proseguire magari non nelle immediate vicinanze, però questo dovrà tener conto delle solite questioni, quindi dei punti sensibili, della vicinanza delle scuole, della ferrovia, della statale. Insomma, siamo in attesa un po' del riscontro finale per fare insieme alla prefettura tutte le valutazioni del caso. Anche perché, sindaco, in questo caso via Roma è una via centrale del paese e la granata si trova a pochi metri dalle abitazioni. Sì, a pochissimi metri dalle abitazioni. Una granata che, come diceva, ha, diciamo, un certo quantitativo di esplosivo e poi ha come aggravante il fatto che risulta essere sparata, quindi non è, diciamo, una granata che è stata appoggiata, è il frutto di un colpo che poi non è andato a buon fine e ha anche una spoletta interna, quindi si tratta comunque di un ordigno di una certa tipologia che necessita comunque di alcune attenzioni particolari. Dicevano anche gli esperti che, insomma, in una situazione simile come quella di via Porteghetti non più di un mese fa in Inghilterra durante l'intervento la bomba è esplosa, quindi anche loro credo che operino di volta in base anche a quella che è la prassi, ma anche agli avvenimenti che capitano, in modo che avvenga tutto nel modo più sicuro possibile. Mi diceva che gli artificieri si sono riservati un paio di giorni per chiarire un po' l'iter, no, in questo caso. Sì, proprio questo, perché ovviamente la volontà di tutti è quella di fare il più presto possibile, proprio perché siamo in prossimità delle abitazioni. Bisogna capire la natura, appunto, dell'ordigno e anche le sue relazioni con le normative vigenti e capire, diciamo, ciò che è assolutamente necessario fare. Ciò che, insomma, ha sempre fatto la prefettura è far sì, insieme agli artificieri, che tutto venga fatto con la massima sicurezza per gli abitanti e per tutte, diciamo, le strutture e le infrastrutture lì vicine. Si prospetta un nuovo Bomba Day a Cismon? No, dai, speriamo di no. Anche perché, lo ricordiamo, durante il Bomba Day di giugno era stato necessario chiudere anche la strada statale Valsugana. Sì, che è uno dei grandi temi. Anche questo quindi comporta una serie di disagi non limitati all'abitato di Cismon, ma ovviamente a tutto il comprensorio. Dalla Val Brenta è tutto, io ringrazio il sindaco Luca Ferrazzoli e restituisco la linea allo studio. Grazie Monica, grazie al tuo ospite, il sindaco di Cismon. Ecco, avete sentito, c'è la possibilità che debba essere convocato un nuovo Bomba Day. Ovviamente ci auguriamo di no, cercheremo di capire poi nei prossimi giorni come sarà gestita la questione. Ora, come promesso, apriamo una pagina dedicata alla sicurezza sul lavoro. Sono emersi gli ultimi dati che raccontano del bilancio degli infortuni, non solo delle morti, ma anche degli infortuni nei luoghi di lavoro dello scorso anno. Padova, la provincia di Padova, purtroppo maglia nera. Ne parleremo con i nostri ospiti, che vi presento subito. Siamo con il dottor Gianfranco Albertini, direttore dello Spisal dell'ULSS 1 Dolomiti. Dottore, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei. Grazie per averci raggiunto. In studio ancora Marco Inverso, diciamo, ha una sorta di delega sulla sicurezza sul lavoro per Confapi. Buongiorno. Buongiorno Marco. A te, agli ospiti e agli ascoltatori. Grazie per essere con noi. In collegamento Dario Verdicchio, segretario confederale della CGIL con delega alla sicurezza. Dario, buongiorno, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno a voi, grazie. Senta Dario, io partirei proprio da lei perché siamo a Padova e Padova è la provincia con il numero più alto di infortuni sul lavoro nell'anno appena trascorso. C'è qualcosa che ci riporta a giustificare questo dato? Vista anche la sua delega, lei forse ci può dare qualche numero in più per introdurre il tema della sicurezza sul lavoro ai nostri telespettatori? Allora sì, per la verità, guardando i numeri e analizzandoli nel dettaglio, la situazione di Padova non risulterebbe, diciamo così, talmente grave rispetto alle altre province. Il divario non è ampio, quindi? No, diciamo piuttosto che il numero, diciamo così, di infortuni mortali rimane alto rispetto a quelli del 2021. Cioè nel 2021 sono stati 21 gli infortuni mortali e nel 2022 sono stati 16. Quindi da questo punto di vista si può capire come il dato degli infortuni mortali rimanga pressoché inalterato, dandoci evidentemente tutta la contezza che il problema risulta ancora di una certa gravità. Ma sono soprattutto altri dati che si accompagnano a quelli tragici degli infortuni mortali che ci indicano come l'emergenza salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rimanga a livelli importanti. Sono quelli relativi più in generale agli infortuni o alle malattie professionali. Ecco, da questo punto di vista noi registriamo degli aumenti, come dire, se anche non arriviamo al limite dell'infortunio mortale, altri indici ci dimostrano come il problema salute e sicurezza nei luoghi di lavoro continui a rappresentare un'emergenza. Ecco, questo possiamo assolutamente dirlo in base a quello che è l'andamento dei dati più in generale degli infortuni e delle malattie professionali. Senta, ma allora ci aiuti a capire, perché sono anni che noi parliamo di questo tema e voi come sindacati ponete questo tema come una delle priorità anche ai tavoli, voglio dire, con il governo. Chiedete investimenti e chiedete che si investa in una cultura della sicurezza maggiore. Perché non cambia nulla? Perché non sta cambiando nulla secondo il vostro punto di vista? Se questi sono i numeri. Allora, sì, intanto bisognerebbe anche chiarire da dove vengono ricavati i numeri. Allora, i numeri ufficiali vengono ricavati dalla banca dati dell'INAIL. Chiaramente in questa banca dati sono compresi infortuni e infortuni mortali che sono relativi a lavoratori che sono nella copertura assicurativa dell'INAIL. Per esempio, nei dati dei 16 infortuni mortali del 2021 per la provincia di Padova, non ce ne sono 4 che sono relativi a lavoratori braccianti agricoli che sono morti sulla strada a San Pietro in Gu nel maggio scorso. Perché? Perché questi lavoratori erano in nero e quindi, essendo lavoratori in nero, non sono computati nel novero di infortuni registrati da INAIL. Allora, intanto c'è da dire questo, che i dati, quando noi li utilizziamo, sono dati che non sono sempre completi, anche perché i tempi di istruttoria dell'INAIL potrebbero oggi non computare ancora morti che poi saranno ascritti al novero dei caduti sul lavoro. Questo è il primo tema. Il secondo tema, invece, relativo alla sua domanda, è che in questi anni trascorsi dal testo unico sulla sicurezza, dal decreto legislativo 81 del 2008, ricordiamolo, promulgato sull'onda emotiva del drammatico incidente alla ThyssenKrupp, noi non abbiamo registrato un andamento decrescente, ma tutto sommato stabilizzato a numeri comunque elevati
che rendono ancora drammatica appunto l'attualità di questo tema. Per aggredire, per tentare insomma di risolvere questo tema sono evidentemente necessarie tutta una serie di misure, non ce n'è una sola. Non si può pensare che ci sia solo necessaria la formazione, no? Bene, sulla formazione occorre agire in maniera più determinata. Allora, se si è deciso di procedere alla formazione obbligatoria anche per i datori di lavoro, occorrerebbe che la Conferenza Stato e Regioni stabilisse quali sono i criteri e i termini di questa formazione, perché oggi questa formazione è obbligatoria per legge, ma non si sa ancora come farla. E ne parleremo tra poco con Marco. Diciamo, rispetto a quella che dovrebbe essere la volontà concreta di aggredire questo problema. Altro tema riguarda la vigilanza, che se vuole la affrontiamo dopo. Sì, passo la palla direttamente al dottor Albertin. Resti ovviamente collegato con noi, segretario, e grazie ovviamente per gli spunti che ci ha appena dato. Allora, dottor Albertin, intanto lo Spisal come lavora e poi come ha sentito, no, le parole con cui si è espresso il segretario della CGIL. Da una parte i corsi sulla sicurezza, ovviamente le normative sono cambiate negli anni, e poi la vigilanza. Come lavora lo Spisal? Bene. Partiamo da qua. Innanzitutto direi di spiegare bene il significato di Spisal, perché se può essere conosciuto per le imprese, per le aziende, in questo momento ci stiamo rivolgendo un po' alla popolazione, quindi andiamo a dire di che cosa si tratta, cos'è il servizio. Spisal non è altro che l'abbreviazione di Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro, per cui nome lungo, nome complicato. Gli Spisal fanno parte del Dipartimento di Prevenzione assieme ad altri servizi. Il Dipartimento di Prevenzione l'abbiamo conosciuti un po' tutti in questi 3 anni di epidemia, perché è quella parte dell'USL che si è occupata dei tamponi, delle vaccinazioni, e all'interno dello Spisal, lo Spisal ha ormai una nascita di circa 40 anni fa, in quanto nascono nei primi anni 80 con la legge di riforma sanitaria, dove sono stati passati i compiti di vigilanza dall'Ispettorato del Lavoro alle ASL. All'interno dello Spisal operano varie figure professionali, perché quando si va all'interno di un'azienda c'è necessità proprio delle diverse figure professionali. In particolare negli Spisal operano i medici del lavoro, gli assistenti sanitari, i tecnici della prevenzione. Nello Spisal, ad esempio, di Belluno, che dirigo, opera un dirigente chimico. Altri Spisal invece hanno magari l'ingegnere, o Spisal più strutturati hanno addirittura lo psicologo del lavoro, perché adesso stanno venendo avanti le patologie emergenti legate allo stress lavoro correlato. Lo dice la parola stessa di che cosa si deve occupare lo Spisal, cioè di fare prevenzione in modo che non succedano gli infortuni e non succedano le malattie professionali. E questo si fa, come era stato accennato, attraverso 3 azioni sostanzialmente. Una è la vigilanza, vuol dire entrare in ditta e andare a fare le verifiche all'interno della ditta, vedere cioè se sono rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, vedere se è rispettato il decreto legislativo 81, e ognuno entra con le proprie competenze, per cui ci sarà il tecnico che entra per valutare la sicurezza di macchine, attrezzature, impianti. Ci sarà invece magari il medico che entra per la parte di igiene del lavoro, per la parte di ergonomia, che sono parti più strettamente mediche. Se ci sono problematiche invece di inquinamento da agenti chimici, polvere, entra in gioco il chimico, per cui servono tutte queste figure per poter fare un lavoro completo. La vigilanza consiste proprio in questo, andare a verificare, e se qualcosa non dovesse essere a posto, come ufficiali di polizia giudiziaria dovevamo fare anche il relativo verbale di contravvenzione e prescrizione, e quindi la cosa va a chiudersi, perché dopo viene dato un tempo alla ditta per potersi
adeguare, sistemare, la cosa va a chiudersi con l'aver sistemato, l'aver ottemperato alla prescrizione impartita e quindi al pagamento di una sanzione. Quali sono gli errori più frequenti, dottore? Ecco, ogni volta che c'è un infortunio, come Spisa siamo chiamati a fare la cosiddetta indagine infortunio. L'infortunio, abbiamo una chiamata nell'immediato dell'infortunio da parte normalmente del 118 dei carabinieri, abbiamo personale in reperibilità per cui se dovesse succedere il fine settimana c'è sempre qualcuno che va e si reca sul posto. E questi è nell'immediatezza del fatto. In alcuni casi si interviene a posteriore su delega specifica della procura e si va a cercare di analizzare e capire perché è accaduto l'infortunio, insomma, per cui si va a vedere il rapporto di lavoro che c'era tra lavoratore e datore di lavoro e si vanno a vedere tutti gli aspetti che hanno portato all'infortunio. Le cause sono le più svariate, poi dipende dal comparto dove è avvenuto l'infortunio. In edilizia, ad esempio, continuano ad accadere infortuni per cadute dall'alto, perché c'è il ponteggio, ma magari una parte del ponteggio è stata tolta per fare certe lavorazioni. In edilizia ancora si usano molto le scale, per cui molti infortuni che abbiamo sono proprio da caduta dalle scale, anche perché la scala dovrebbe essere uno strumento per passare da una quota all'altra, non dovrebbe essere costituire una postazione di lavoro. Se ho bisogno di fare un foro su una parete, in teoria non dovrei utilizzare una scala, dovrei prendere una piattaforma o montare un piccolo trabattello. Invece nella velocità magari si utilizza la scala, si lasciano libere magari 1 o 2 mani ed ecco che il soggetto casca. Ancora in edilizia assistiamo tuttora a infortuni da caduta dall'alto perché si va a camminare, a calpestare l'Eternit che si pensa possa sopportare il peso di una persona e invece questo non succede. Se cambiamo comparto, ad esempio un comparto che noi stiamo tenendo sott'occhio da tempo è il comparto dell'agricoltura invece. E parlava il collega prima da remoto degli infortuni mortali. Il 2022 si è chiuso con 41 infortuni mortali in Regione Veneto, in occasione di lavoro, quindi non vengono conteggiati quelli in itinere, il tratto da casa al posto di lavoro. E di questi 41 infortuni mortali, all'incirca 1/3 sono infortuni mortali in agricoltura, per cui in agricoltura succedono meno infortuni, ma quando accadono sono infortuni molto gravi e sono dovuti per lo più al ribaltamento del trattore, del mezzo agricolo. Ieri stesso a Belluno abbiamo avuto proprio una chiamata 118 perché ci hanno segnalato che una persona era rimasta sotto il trattore, insomma, per cui continuano ad accadere. E questo soprattutto io dico perché l'agricoltura è un comparto un po' particolare, nel senso che in Veneto l'agricoltura è fatta quasi dal 70 all'80% di lavoratori autonomi indipendenti con imprenditore agricolo di età diciamo avanzata, sopra i 60 anni, e quindi ha anche le attrezzature che sono rimaste quelle che insomma ha acquistato un tempo, per cui servirebbero forse interventi anche di finanziamento, di sostegno a queste imprese, anche perché sono i custodi del territorio e per questo vanno molto apprezzati, ma la persona anziana difficilmente acquista insomma, la macchina nuova, il trattore nuovo, anche perché insomma, trattori nuovi, la tecnologia, l'elettronica, ci si fida un po' pochino di tutte queste cose nuove che bisogna imparare ad utilizzare e insomma non sempre sono anche affidabili. Torniamo su questo tra pochissimo. Allora, agricoltura e edilizia, i due settori in cui si verificano maggiormente infortuni anche mortali. Allora in questo caso parliamo di macchinari più moderni, quindi sistemi di produzione più efficienti, più moderne, e poi parliamo anche appunto di errori umani che vengono fatti. Prima appunto il dottore parlava di utilizzare, come viene utilizzata la scala se si passa sopra l'Eternit. Il ruolo di Confapi, delle imprese, è quello di essere a norma con
i corsi legati alla sicurezza sul lavoro, l'aggiornamento delle normative, ma insomma come si fa a stare dietro a tutti questi adempimenti che sono evidentemente un costo anche per gli imprenditori? Ci spieghi lei che cosa vi chiedono gli imprenditori? Allora, intanto sono contento che Albertini dello Spisa abbia parlato di diverse competenze, perché mi metto anche per rispondere alla tua domanda nei panni del consulente e dell'azienda che deve andare ad affrontare le tematiche e i rischi e i pericoli, insomma, che ha in azienda. Servono diverse competenze e quindi la difficoltà e anche l'aiuto e l'assistenza che le aziende chiedono è proprio questo, di avere una risposta e un accompagnamento nell'adempimento di tutti quanti gli obblighi, in modo tale che vengano rispettate tutti questi requisiti. Si parlava prima della formazione, dell'importanza della formazione e anche delle ispezioni, insomma, dei varie istituzioni. Queste sì, sicuramente sono due chiavi per andare a dare una risposta alle aziende. Poi però si apre tutto la tematica della metodologia di formazione, dell'efficacia della formazione e soprattutto di qual è il comportamento che l'azienda e i lavoratori delle aziende attuano per interfacciarsi con il lavoro quotidiano, i processi produttivi e la gestione dei rischi con tutte le misure di prevenzione e protezione da attuare. Qui, ed è già stata nominata, mi viene da come dire, tirare fuori il discorso della cultura della sicurezza, perché non è una cosa che, secondo me, e anche insomma, secondo la percezione che ho andando nelle aziende, si va a attivare e coltivare né con la formazione né con le ispezioni, perché lì magari si va a correggere, con la formazione si va a dare i primi rudimenti, insomma, le prime prassi normative, però poi è un processo e anche la normativa recentemente parla proprio di processo educativo, okay? E soprattutto che viene dall'interno dell'azienda, quindi senza l'ausilio di professionisti e consulenti esterni, che va ad aumentare la percezione del rischio, la gestione del rischio del pericolo, e anche con le recenti normative si va a definire anche dei ruoli di responsabilità e di leadership che aiutano nella comunicazione di questi pericoli. E insomma, entriamo già nel merito con l'introduzione e la definizione migliore, questa è una novità, insomma, del dicembre 2021, della figura del preposto. Si va proprio a dare titolo a una persona che coordina gli altri lavoratori di essere d'esempio per gli altri lavoratori. Essere d'esempio vuol dire... Chi nomina il preposto intanto? Qui c'è proprio un dibattito, insomma, ma è presto chiarito. Il preposto non viene nominato, viene individuato e qui c'è anche la direzione della normativa verso una organizzazione aziendale. Perché dico questo? Perché il preposto viene individuato sulla base dei processi informativi e produttivi, quindi non è il datore di lavoro che nomina una persona sulla base di non lo so, competenze o caratteristiche ad essere preposto. Il preposto è quella persona che naturalmente va a coordinare un altro gruppo di lavoratori e a dargli indicazioni operative. Quindi questo si determina, si individua sulla base di come funziona l'azienda. Senta, ma come facciamo in caso di aziende medio-piccole? Sappiamo che il nostro tessuto imprenditoriale del Veneto ne è pieno. Come facciamo in questi casi, dove veramente all'interno di un'azienda siamo in 3, 4, 5 persone, a rispettare questa gerarchia, cioè anche a poterci permettere di avere qualcuno che lascia da parte una parte del lavoro per guardare alla sicurezza, per sovrintendere? Sì, qui si aprono almeno due tematiche. La prima è la risoluzione spiccia di questo problema. E siamo costantemente, insomma, ci interfacciamo costantemente, quotidianamente con questa problematica, perché nelle aziende strutturate è più semplice, c'è il referente, il capo reparto, il capo ufficio, insomma, che va a coordinare un altro gruppo di lavoratori. Quando ci sono realtà meno strutturate è sicuramente più difficile e potrebbe anche essere il datore di lavoro stesso, il preposto, quando ci sono poche persone, è lui che coordina direttamente i lavoratori. Però qui si apre il secondo tema, e cioè quello di un dialogo con chi poi deve andare a far rispettare, quindi ispettori, Spisa, l'ispettorato del lavoro, queste cose, perché... E con Fapi adesso, insomma, si sta facendo promotore proprio di iniziative, e volentieri approfondisco più tardi la cosa.
di iniziative di dialogo tra aziende, consulenti e chi poi deve andare a controllare l'operato delle aziende, quindi Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e Spisa. Poi di controllo parleremo tra pochissimo col dottor Albertin, perché con Milano Cortina si sono aperti decine di cantieri e anche qui c'è un piano molto interessante che è già stato attivato dall'ULSS, no? Proprio per farvi capire perché stiamo parlando di prevenzione, no? E non soltanto di controllo ex post. Verdicchio, sono da lei, ma come sindacato quali tipologie di anomalie avete riscontrato, anche alla luce di quello che sta dicendo ora Marco Inverso, ovvero c'è il preposto, il datore di lavoro, ci devono essere dei ruoli, insomma, se tutto viene definito in maniera così chiara dovrebbe essere tutto sempre sotto controllo, ma sappiamo che poi alla fine così non è sempre. Quali sono le anomalie che voi avete riscontrato come sindacato, ma anche insomma dei racconti dei lavoratori che voi ascoltate quotidianamente? L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che proprio in queste settimane ha illustrato quelli che sono stati gli esiti dell'attività di vigilanza per l'anno scorso, per il 2021, sono stati riscontrati tassi di irregolarità dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 77% dell'anno 2021 siamo passati per l'anno 2022 all'82,5% di tasso di irregolarità, con il più 44% delle violazioni, il tutto in tema salute e sicurezza. Cioè le violazioni che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilevato maggiormente non hanno riguardato le condizioni contrattuali, le condizioni di lavoro dei lavoratori in termini di regole e contratti, ma in tema di salute e sicurezza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'ispettorato certamente a seguito di queste ispezioni è andato a colpo sicuro, magari per segnalazioni avvenute, ma che si riscontrano violazioni ancora in quelle che sono cose basilari per quanto attiene alla cultura della sicurezza. Per esempio, come si diceva, tutte le norme e le attenzioni da seguire per evitare le cadute dall'alto e la sorveglianza sanitaria. Ora, se a queste violazioni noi, all'analisi di questo genere di violazioni, affianchiamo quello che è l'incidenza dei numeri di INAIL relativamente al genere di infortuni che dicevo prima in aumento e alle malattie professionali, significa ancora che una concezione burocratica degli adempimenti che la legge mi obbliga a fare sta non facendo crescere quella cultura della sicurezza alla quale tutti auspichiamo. Quindi la burocrazia sta diventando un freno? Sì, è più che altro il modo di intendere la legge in termini burocratici che sta diventando un freno. Ecco, prima di tutto questo. Secondo aspetto, se noi siamo passati ancora appunto nel lontano 2008 dalla 626 al decreto legislativo 81, è perché abbiamo inteso fare un salto di qualità in termini di partecipazione di tutti gli attori. E qui occorre sottolineare quanto importante sia la partecipazione attiva dei lavoratori anche nel valutare i rischi propri del lavoro che si svolge. Cioè il lavoratore non come soggetto passivo, ma soggetto attivo in grado, insieme al datore di lavoro, di trovare la soluzione. Ora, faccio questo ragionamento perché altrimenti l'appello a una maggiore cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rischia di essere un vago auspicio. Perché? Perché se noi non colleghiamo l'auspicio a una maggiore cultura e sensibilizzazione al tema dell'organizzazione del lavoro, noi passi avanti non ne faremo. E l'organizzazione del lavoro, quando è contraddistinta da frammentazione del ciclo produttivo, significa avere a che fare con situazioni di appalti, subappalti o piccola impresa
che evidentemente non viaggia nella direzione che auspichiamo tutti. Dottor Albertini, frammentazione, no, del ciclo produttivo, ha sentito, è un dato, sono dichiarazioni che trovano conferma anche nella lettura che voi avete e vedete quotidianamente nelle imprese? Sì, posso confermare e direi che qua mi posso anche riagganciare all'argomento che aveva prima introdotto Milano Cortina 2026, nel senso che sappiamo tutti che a Cortina nel 2026 si terranno le Olimpiadi e ci sono una serie di finanziamenti per il miglioramento di tutta una serie di infrastrutture, per cui in provincia di Belluno si stanno facendo opere molto importanti che vanno sta partendo un lavoro di uno scavo di una galleria, allargamenti di sedi stradali, ponti nuovi, disgaggi. Sarà abbattuta la vecchia pista da bob e sarà ricostruita la nuova pista da bob, per cui ci sono cantieri molto importanti. Ogni cantiere di questi ovviamente, insomma, c'è il committente principale, ma dopo ci sono tutta una serie di subappalti, ognuno per la parte di competenza. E qua abbiamo iniziato proprio l'anno scorso un nostro progetto specifico della provincia di Belluno, dove nell'anno 2022 appena passato abbiamo fatto una fase di tipo preparatorio, insomma. La fase di tipo preparatorio è consistita principalmente nel fare il censimento di tutti questi cantieri, adottando anche una modalità, direi, nuova, cioè la georeferenziazione, per cui con l'aiuto di una nostra tirocinante che avevamo lì per qualche mese, prendendo tutte le notifiche preliminari che obbligatoriamente per legge ci vengono comunicate, le abbiamo inserite in un programma specifico di georeferenziazione, per cui adesso abbiamo esattamente la mappa e la localizzazione con le coordinate geografiche di ogni cantiere. Per cui ci sono sulla carta della provincia di Belluno una serie di puntini rossi che corrispondono a 59 cantieri aperti e andando su ciascun puntino siamo in grado di sapere già che lavori sono in corso lì, qual è la ditta principale, quali sono le ditte in subappalto, quando sono iniziati i lavori e quando presumibilmente termineranno. Prima si è parlato di vigilanza, però dobbiamo ricordare che lo SPISAL non ha solamente il compito di vigilanza, ma anche quello dell'assistenza e della formazione. E proprio riagganciandomi qua, tutte le ditte che sono state individuate come esecutrici dei lavori l'anno scorso sono state invitate a una giornata di tipo formativo, a un incontro, dove era presente il prefetto, un suo rappresentante, dove era presente anche ANAS come committente, erano presenti anche le parti sindacali e poi un po' noi come esperti di sicurezza, per cui è stata fatta una giornata formativa per i datori di lavoro di quelle ditte, per i dirigenti di cantiere, i preposti insomma, e per i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. Senta, questo è un modello però, dottore, perché lei ci sta davvero dando l'indicazione di un modello che sarà evidentemente virtuoso, no? Poi, tra le righe ci ha raccontato che vi siete avvalsi anche dell'aiuto di un apprendista per fare tutto questo. C'è personale all'interno dello SPISAL per poter fare tutto questo? Perché questo, e ne converrà con me il dottor Inverso, è veramente un modello importante che potrebbe essere esportato in tutto il Veneto, no? Sì, la fase successiva quest'anno, l'anno scorso è stata la fase preparatoria, quest'anno invece sì, quei 59 puntini da rossi dovrebbero diventare verdi man mano negli anni, nel senso che dovremmo visitare ciascun cantiere e vedere com'è la situazione nella realtà, e questo ci siamo dato un tempo da qui al 2026, il momento in cui inizieranno. Io so che lei non ha i dati di tutto il Veneto, ma secondo lei potrebbe essere implementato, diciamo, di questo l'organico? se ne parla ogni volta, insomma. Sappiamo che gli SPISA sono carenti di personale, adesso come adesso direi più di personale sanitario più che tecnico, perché la Regione ha fatto grossi sforzi per implementare il personale tecnico in questi anni. Purtroppo i medici di
di tutte le specialità si fa fatica a trovarli in questo momento, per cui anche negli SPISAL siamo veramente ridotti all'osso, per cui certi argomenti che non possono essere trattati dal tecnico, insomma, rischiano di rimanere lì, insomma. Le malattie professionali, ad esempio, non è una competenza tecnica, ma una competenza strettamente... Questa sindrome da stress correlato, no? Che di cui prima parlava, che è estremamente interessante. Poi magari se abbiamo pochi minuti ne parliamo anche con Verdicchio. Ho ancora 6 minuti e quindi vorrei essere veloce, ma riuscire a fare un altro giro. Marco, ha sentito, no? Il modello Milano-Cortina è un modello virtuoso, immagino che ne siate consapevoli. Dal vostro punto di vista, dal punto di vista degli imprenditori, che cosa manca per attuarlo in tutto il Veneto? So che lei è di San Donà. Sì, allora parto da questo modello e anche dalla criticità di cui Albertini parlava, del numero degli ispettori, perché il fatto di avere questa collaborazione tra aziende e l'aspetto degli ispettori è fondamentale. Diciamo, prima di parlare la stessa lingua. Ulteriormente ha valorato questa cosa proprio da questa criticità del numero degli ispettori, quindi è impossibile pensare che ci sia un'azione utile con la repressione e con la vigilanza, anche perché abbiamo capito che non è fattibile. E allora bisogna viaggiare su un altro modello, bisogna remare insieme, anche se insomma chiaramente con obiettivi diversi, verso la stessa direzione, e creare collaborazioni tra i vari, chiaramente mantenendo gli equilibri tra i vari aspetti. Proprio di questo si sta cercando di fare promotrice Confapil, l'abbiamo fatto a ottobre, in un momento di dialogo tra i vari attori. Lo riproporremo anche a maggio, il 12 maggio a Noventa di Piave, in cui ci sarà una finestra, tra l'altro, oltre che con gli ispettori, le aziende, anche con le scuole. Perché quando si parla di cultura della sicurezza abbiamo capito che certo ci sono le competenze, c'è il rispetto della norma, c'è i valori della persona che va a lavorare in azienda, ma probabilmente allora abbiamo capito che dobbiamo partire dalle scuole. A proposito di scuole, parlavamo l'altro giorno al telefono io e lei, grande problema legato all'alternanza scuola-lavoro, all'apprendistato, no? Che non sempre garantisce a questi ragazzi di operare in condizioni di sicurezza. Sì, è un tema chiaramente d'attualità, è un tema con cui le aziende stanno rispondendo e chiaramente prima parlavamo di struttura, ci sono le aziende con pochi lavoratori e delle aziende più strutturate. È chiaro che per ospitare un ragazzo e per farlo entrare in questo processo educativo e anche di addestramento è necessario risorse umane, sono necessarie tempo, è necessario persone che vadano ad accompagnare gradualmente i ragazzi nelle attività operative, certo sempre se si possono fare, altrimenti si va a eliminare il problema tagliando alla radice questa fase, però è chiaro che sì, serve organizzazione e serve una struttura per accogliere i ragazzi in modo utile che poi comincino anche a introdursi nel mondo del lavoro. Perché una persona all'interno dell'azienda deve essere demandata e dedicata al ragazzo che sta facendo l'apprendistato, no? Quindi si perde sostanzialmente un lavoratore per far fare l'apprendistato ad un ragazzo, è corretto? Sì, sì, è corretto, perché insomma se vogliamo far lavorare il ragazzo è necessaria la presenza del tutor ed è necessario l'addestramento, l'accompagnamento. Fare le cose fatte bene, insomma, certo. Sostanzialmente. Verdicchio, sono da lei per l'ultimissima battuta. Ha sentito il modello di Belluno, che insomma, trovo estremamente affascinante, interessante, questo modo di lavorare che finalmente mette in gioco la prevenzione nei luoghi di lavoro, il rendering dei cantieri, il controllo, la vigilanza sicuramente, ma anche proprio in maniera preventiva, no? Il cercare di far capire quali sono le cose importanti ed avere una mappatura di quello che sta accadendo sul territorio. Sì, credo che quello che ci ha illustrato il dottor Albertini sia assolutamente un modello virtuoso. Credo anche che sia possibile replicarlo e che sia stato replicato anche in altri territori in alcune circostanze. Per fare questo occorre non solo la buona volontà di tutti i soggetti, ma occorrono anche le condizioni. Un piano strategico 2021-2023 della Regione del Veneto, io credo che abbia oggi qualche ritardo in termini di realizzazione per quanto riguarda il completamento della dotazione organica degli SPISAL, ma soprattutto, come diceva il dottor Albertini, il loro potenziamento, perché è chiaro che in questo modo lo SPISAL può adempiere alla sua vera funzione.
È vero che in questo, sul tema salute e sicurezza non è possibile fare riferimento unicamente alla vigilanza ispettiva e quindi a livello, diciamo così, sanzionatorio, anche perché 4.000 ispettori del lavoro sul territorio nazionale non possono certamente essere sufficienti al 1.700.000 di imprese con dipendenti nel nostro paese, perché questi sono i numeri. Se poi a questo aggiungiamo che l'implementazione, per esempio, degli ispettori del lavoro, per parlare di altro ente ispettivo, non è avvenuta, perché a Padova, per esempio, l'ultimo concorso ha visto per 18 posti, ha visto 17, ha visto la copertura di solo 8 posti, e quindi nonostante vengano fatti i concorsi noi non riusciamo ad implementare quella dotazione organica. Ma detto appunto che ci sono lì dei limiti, occorre evidentemente lavorare anche da altri punti di vista. Si parla appunto di stress lavoro correlato, e anche qui si fa riferimento a un tema che è tipico, diciamo così, del nostro tempo, dove la scarsa sicurezza o la mancanza di sicurezza o il problema della salute nei luoghi di lavoro non dipende più, o non dovrebbe più dipendere, diciamo così, dall'aspetto tecnico-tecnologico. Certo. Noi dovremmo avere oggi a disposizione di macchine, quando non sono evidentemente manomesse, sicure da quel punto di vista. Dove invece contiamo ancora evidentemente un ritardo, forse anche per le caratteristiche del nostro tessuto di impresa, è quella dell'organizzazione del lavoro. Ecco perché io prima facevo riferimento a un tema della salute e della sicurezza che non è solo un tema di sviluppo della cultura fra lavoratori e imprese, ma che è evidentemente legato soprattutto a un modello di sviluppo che non sia più basato sullo sfruttamento del lavoro, ma di una concezione del lavoro evidentemente che non sia di svalorizzazione e di sua penalizzazione. Grazie Verdicchio, sono davvero in chiusura, quindi davvero l'ultima battuta, le chiedo di essere velocissimo, dottor Albertin, la farei a lei, no? Verdicchio parla di un'organizzazione del lavoro importante affinché si possano prevenire anche queste famose sindromi da stress correlato che lei ci conferma sta vedendo in aumento in azienda? Sì. La problematica stress lavoro correlato è sicuramente una problematica emergente. Concordo poi che le attrezzature di lavoro ormai dovrebbero essere sicure, nel senso che dal 96 ormai, quando viene immessa sul mercato un'attrezzatura, subisce tutta dal costruttore stesso una serie di certificazioni, per cui quello non dovrebbe più essere il problema, anche se molto spesso le troviamo manomesse, questo lo devo dire. Voi le trovate manomesse? A volte sì. Essere manomessa, un'attrezzatura manomessa significa che la produttività aumenta? Probabilmente sì, insomma, per cui vengono scollegati i microinterruttori di sicurezza per agevolare, insomma, per aumentare la produzione. Io vi do appuntamento ad un'altra puntata per tornare sul tema della sicurezza sul lavoro, perché ne avremo da dire davvero ancora, quindi non posso fare altro che ringraziarvi. Purtroppo devo chiudere. Dario Verdicchio, segretario confederale della CGIL con delega alla sicurezza, grazie per essere stato con noi. Marco Inverso, Confapi, tema ovviamente sicurezza sul lavoro che è la sua specialità, e poi il dottor Gianfranco Albertin, direttore SPISA dell'ULSS 1 Dolomiti. Grazie. Grazie a voi. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Torneremo ad occuparci di questo tema, perché avete visto il dottor Albertin ci ha lanciato un'altra questione che sarà mio e nostro dovere approfondire. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A proposito di stress, dopo di noi con Alice Montagnier, disturbi di ansia e stress, come affrontarli e gestirli, in studio con Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Ora siamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. L'alta pressione finalmente lascia la presa sull'Italia, permettendo l'arrivo di perturbazioni, e dunque ci attende una fase dinamica. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica di giovedì 23 febbraio ci mostra un cielo coperto e nuvoloso. Sulla pianura di mattina avremo locali nebbie. Precipitazioni ben poche, in realtà con qualche breve piovasco a carattere sparso e quota neve attorno ai 1500 metri. Temperature stazionarie o in lieve locale aumento, minime tra 4 e 6 gradi, massime invece tra 8 e 12 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalenza di cielo grigio con foschie e la possibilità di qualche debole pioggia sparsa. Sulla fascia alpina possibile qualche breve schiarita. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo molte nubi con occasionali piovaschi. In giornata non si escludono delle schiarite. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale. A